Messina, beh, lei è segretario del partito che è stato il partito di Antonio Di Pietro, no? Sì, come no, che è ancora di Antonio Di Pietro, non è che Antonio Di Pietro è andato via, no, questo ma chiariamolo. è stato, diciamo, in maniera... Certo, non c'è dubbio. Il partito diciamo, che si è schierato nettamente dalla parte dei magistrati, perché io ascolto anche le che dichiarazioni... effetto le fa questo ritorno di Tangentopoli, ritorno di personaggi? Guardi, la sensazione è questa, io leggendo il giornale ieri, dico, ho avuto la sensazione che mi avessero dato il giornale sbagliato, cioè un giornale del 92 non un giornale del 2014, anche gli stessi nomi. La dimostrazione è che se riprendi Greganti e lo arresti per corruzione e per turbativa d'asta, se riprendi Frigerio e lo arresti, allora la dimostrazione è che c'è stato ed è continuato un sistema di corruzione negli appalti che oggi è di nuovo venuto alla luce. Quando si diceva anche prima, ma non credo che sia una nuova Tangentopoli, io ho una paura enorme che sia una nuova Tangentopoli. Se ricordate, allora scoppiò tutto per una tangente di 7 milioni di lire, qua parliamo di appalti da 300 milioni di euro, quindi evidentemente c'è una situazione molto difficile, non bisogna bloccare l'Expo, ma bisogna certamente fare in modo che gli appalti siano regolari. Quello che lascia da pensare è che nessuno di noi dotato di media diligenza e intelligenza avrebbe voluto avere a che fare con Greganti o con Frigerio, li conosceva bene, si conoscevano. Ebbene, che questi signori siano ancora in mezzo al sistema degli appalti vuol dire che qualcuno ce li ha tenuti, qualcuno che fino ad oggi ha governato in Lombardia e ha gestito l'Expo. Questa è la verità dei fatti e purtroppo è un dramma vero tutto questo. Poi se senti che Scajola è assolutamente normale, lo dice Berlusconi, figuriamoci, un condannato a 4 anni con sentenza passata in giudicato, che oggi sia stato accompagnato ai servizi sociali, peraltro con la scorta della polizia. Anche questo è un'anomalia, che dica ma non è niente di grave, in fondo ha aiutato un amico latitante. Cioè, dice era già latitante. No, ma poi Scajola, ma forse non lo sapeva nemmeno, perché Scajola è quello che non sapeva, gli hanno regalato la casa, figuriamoci se sapeva. Troppo facile. No, vabbè, però diciamola pure, perché d'altronde le battute di Berlusconi, che aiutare un amico latitante in fondo non è un fatto grave, ecco, c'è un ordinamento e ci sono delle leggi. Senta, voglio chiedere una cosa a